identificato con il festival stesso. Nilla Pizzi, eccola qua. La Nilla, vieni Nilla. Certo, non sai benissimo. Allora, è vero o no Righello? Lei, la musica leggera italiana, se uno deve pensare alla musica leggera italiana può pensare soltanto a Nilla Pizzi, perché tu hai veramente costituito, è vero o no, spaziato tutte le canzoni, le cose, sei stata un po' la colonna sonora della nostra... Io ti ringrazio perché tutte le volte che parli di canzoni così non mi citi sempre, perché altrimenti sarebbe una litania. Infatti, sai che ci penso tutte le volte, dico, mi piacerebbe... Una litania! Mi piacerebbe per scherzo dirlo, ogni volta dire, quando vedo che tu è una canzone che hai fatto tu, dire questa è naturale, la facciamo così, la facciamo col pubblico d'ora in poi. Io non lo dirò, ogni volta dirò, tra l'altro questa canzone è stata fatta anche da, e il pubblico dirà il nome. Ecco, una cosa così deve essere fatta. Ascolta Nilla, adesso arriviamo a una canzone, ripeto, che volevamo dedicare ai signori, appunto Fiume, ed era la canzone Una donna prega, che fu un terzo premio, no? Al Festival di Sanremo del 1952, cioè il secondo anno. Praticamente il festival in cui tu vincesti il primo premio. Con Vola Colomba. Sì, il secondo premio. Con Papaveri e Papere. Il terzo premio. Con Una donna prega. Il quarto, no, il quarto non c'era per la verità, se no si portò via anche quello. Devo dire che Sanremo del 52 è l'unica che ha questo record, l'unica. Sanremo del 52... dobbiamo dire tutta la verità fino in fondo, eravamo poi in pochi. Vabbè, eravate in pochi, però potevate dividerlo, cioè poteva essere uno che prendeva un premio e l'altro un altro, Achille Togliani lo buttavi via, non so, voglio dire, erano tutti cantanti straordinari, appunto. Per cui era ancora più dura la battaglia, perché oggi può capitare, quando andate a un festival eccetera, ci sono dei cantanti molto bravi eccetera, poi magari c'è anche tra i cantanti che gareggiano sono anche cantanti che non dico raccomandati, ma uno si chiede come mai staranno lì, potevano stare da un'altra parte, e succede a volte, no? Succede. Ecco, allora a quel punto lì dicevo è stata dura la battaglia, però io sapevo che tu, avendo vinto il festival, il primo festival che era stato l'anno prima, no? Con Grazia dei Fior, praticamente tutti i concorrenti avevano mandato 310 canzoni, erano state, ne avevano scremate fino a 20, avevano fatto 2 serate che solo il secondo programma della radio dava, ci si sintonizzava lì alle 10 di sera, durava 45 minuti, soltanto la gara trasmettevano, dalle 10 alle 10:45, poi c'era il giornale radio, poi subito dopo tornavano per dire quelle che erano entrate in finale, 5 la prima sera, 5 la seconda, e tra le 10 della terza sera venivano fuori le 3 vincitrici. Allora dicevo che in questa gara praticamente tutti avevano cercato di darti una canzone, giusto? È vero. Ecco, allora ti dico le canzoni che ti hanno rifilato quell'anno. Tu quell'anno hai cantato, sta a sentire, Buonanotte ai bimbi del mondo, Il valzer di nonna Speranza, Nel regno dei sogni, Ninna Nanna dei sogni perduti, Papaveri e Papere, Vola Colomba e Una donna prega. Tutte lei le presentava quella sera. Una rovina. Ninna Nanna dei sogni perduti. Non dirmi che te la ricordi. Beh, quella lì me la accennala, la prova. Dice che si ricorda. Ninna Nanna dei sogni perduti. Te la ricordi? Te la ricordi tu? Canto la Ninna Nanna dei sogni perduti a chi mi ha dato baci, carezze e dolore. Canto la Ninna Nanna ai miei sogni vissuti. La Ninna Nanna ha un cuore che non vuole dormire. Questa è una! Ma quanti anni sono passati? Però è bellissima, hai fatto tutte queste canzoni, eppure devo dire che Una donna che prega, anche se era arrivata terza, era una gran canzone. Era una grande canzone, sì. Ascoltatela, sotto sotto, strisciante, se ci pensate bene, quando visualizzate questa canzone, ora Nilla ve la ricanterà, sentirete che c'è qualche cosa un pochino che ricorda quell'epoca, cioè eravamo appena usciti dalla guerra, c'erano molte canzoni che ricordavano ancora la guerra, c'erano canzoni proprio patriottiche, c'era Vola Colomba che fu quella che appunto arriva poi a vincere, come fa Vola Colomba? Vola colomba bianca vola, diglielo tu che tornerò. Ecco, questa è un mito sta canzone. Papaveri e Papere ce la puoi accennare? Com'era pure. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare?
Abbiamo rivisitato praticamente per intero quella cosa. Allora, sentite questa donna che prega. Avevo iniziato il discorso per dirvi, sotto sotto c'è strisciante ancora qualcosa di patriottico, perché la donna che prega potrebbe tranquillamente pregare per qualcuno che sta per tornare, che non è tornato, che forse ritornerà. Nilla Pizzi, una donna prega. Suona la campana sopra la collina, là dove un'immagine divina eterna sta, sola lungo il breve ripido sentiero, come per salire verso il cielo. Una donna va, è una donna che prega, è una lampada accesa, sembra dir chissà, quel che attendi verrà. È una donna che implora una grazia divina. Io sono molto guarda, È un'emozione. È un'emozione Ma io enorme. ti devo fermare perché sennò guai. Non voglio che succeda. Enorme, guarda. È un'emozione terribile, lo so. terribile. Ma non ti preoccupare. Allora, vogliamo fare una cosa? Vogliamo andare avanti noi con la cosa e tu ti posso portare un bicchiere d'acqua? Una cosa? No, la facciamo La subito. possiamo fare subito? Mi raccomando, perché sennò io non Nilla è la nostra Nilla, eh? Ok, vai. Suona la campana sopra la collina, là dove un'immagine divina eterna sta, sola lungo il breve ripido sentiero, come per salire verso il cielo. Una donna va, è una donna che prega, è una lampada accesa, sembra dir chissà, quel che attendi verrà. È una donna che implora una grazia divina, vede nel pensiero tutti gli angeli in cielo, poi la carezza di una musica nell'anima, l'ultima lacrima cancellare saprà. È una donna che prega, è una lampada accesa, sembra dir chissà, abbi fede, verrà. È una donna che implora una grazia divina, vede nel pensiero tutti gli angeli in cielo,
l'ultima lacrima cancellare saprà. È una donna che prega, è una lampada accesa, sembra dir chissà, abbi fede, verrà. È una donna che prega, la speranza vivrà. Sì, ciao, sei stata a posto? Un'emozione così non l'ho mai provata. Vabbè, la dovevi provare, Milla. Succede. No, perché ti devo dire una cosa, quello che ha stupito tutti noi, voglio dire Agnelli, tutti siamo qua allibiti, nel senso che tu a un certo punto, qualunque altro ha detto sì, dammi un attimo di tranquillità, vado là, faccio e poi ritorno. Tu hai detto subito con la grinta, la faccio adesso. Bravissima, complimenti per questa cosa. Ma va, ma ci mancherebbe altro. Per noi, per voi per voi cantanti è importantissimo, tra l'altro è vero o no Righello, che a un certo punto è importante sentire un accordo di partenza, se tu manchi quello parti per la tangente e vai. Lei non avrà sentito l'accordo del piano probabilmente, giusto? Sei tu che suoni, fammi vedere queste manine, vedi che suoni troppo, adesso dai suoni deboli, sei tu che non hai fatto l'accordo. Sto scherzando, chi non conosce Righello, dai, voglio dire, però è vero, se non senti l'accordo non c'è niente da fare. E adesso, scusatemi, ma Gianfranco...